Mezzo migliaio di persone in serata in corteo per la salvaguardia del territorio. Il no ai nuovi centri commerciali rimbomba forte per le strade di Due Carrare. La battaglia di Ascom, Confesercenti, CIA e cittadini contro il progetto della nuova struttura commerciale a ridosso del casello di Termeogane e del castello del Cataio continua con una fiaccolata per le vie del centro. Un centro che rischia di estinguersi se il progetto verrà approvato, con innumerevoli perdite dei posti di lavoro. Potrebbero sorgere altri centri commerciali e non ci sarà fine per questa logica qua. Quando già gli altri stati stanno tornando indietro, non stanno più percorrendo questa strada. Abbiamo varie situazioni di preoccupazione, abbiamo già l'e-commerce che la sta facendo, però dobbiamo assolutamente preservare un territorio, dobbiamo dare speranza alle nostre famiglie, dobbiamo dare speranza ai nostri giovani. Non possiamo distruggere, passeremo alla storia per quelli che hanno distrutto invece che creato. Io non ci sto con queste logiche qua. Io voglio ritornare a un paese che esprima fiducia, un paese che esprima lavoro, e non è vero che un centro commerciale dà posti di lavoro. Andate a vedere, noi abbiamo i dati, assumono precariamente e dopo lasciano a casa. Illudono la gente, non creano posti di lavoro, non creano speranza per il nostro futuro. E questo è quello che io sostengo. Dobbiamo assolutamente essere attenti a questo, perché per ogni addetto a un centro commerciale sono 6 addetti nei piccoli negozi, nelle famiglie che vengono lasciate per strada, dove ci sono anche tutti i sacrifici dei nostri genitori, dei nostri nonni. Il grande assente è il primo cittadino di Due Carrare, Davide Moro, che nei giorni scorsi è stato pesantemente contestato anche dal critico d'arte Vittorio Sgarbi. Moro al momento ha una grande responsabilità, poiché se firmasse l'accordo di programma darebbe di fatto il via libera all'opera, altrimenti non firmandolo si potrebbe trovare una via d'uscita in regione. Piccole tensioni all'inizio del corteo, quando i cittadini e associazioni hanno contestato la presenza dei militanti di Forza Nuova. Questa parte tutto è andato per il meglio. Le associazioni annunciano ulteriori manifestazioni ad Abano, Montegrotto e San Giorgio in Bosco contro i nuovi centri commerciali e l'ingrandimento di quelli già esistenti. Sfiscia Merciane News, Due Carrare.